sempre difficili, soprattutto ragazzi che fanno la prima partita in primavera, c'è un carico emotivo sicuramente molto, molto forte e questo può portare comunque a fare errori. È chiaro che l'anno scorso era un'altra partita, perché l'anno scorso è una partita contro una squadra con la quale sapevamo di non avere nulla da perdere, abbiamo giocato contro l'Inter, volevamo solo capire se potevamo starci in questo campionato e cercavamo di non prendere la goleada, poi piano piano ce ne siamo accorti. Quest'anno giochiamo contro una squadra che sulla carta potrebbe essere una diretta concorrente per la salvezza, quindi sono punti fondamentali, punti importanti subito dalla prima partita. Abbiamo un punto più dell'anno scorso, anche l'anno scorso abbiamo recuperato alcune partite, le abbiamo recuperate. La cosa positiva è quello che ho detto ai ragazzi, è che la squadra non ha mollato, noi ci siamo trovati sotto di un gol in 10 contro 11, potenzialmente poteva finire malissimo, invece è venuto fuori il carattere, è venuta fuori la determinazione, e questo l'ho detto. Siamo lontani dalla squadra che vogliamo essere e che credo saremo, però non possiamo prescindere dall'atteggiamento che abbiamo avuto dal momento di difficoltà in poi fino alla fine della partita. Quello è la nostra squadra, questo è il Cagliari che vogliamo vedere sotto l'aspetto del carattere. È un 2002, non ha mai giocato in primavera, è arrivato in un ambiente totalmente diverso da casa sua, si è trovato catapultato in un mondo nuovo, ha fatto molto bene il precampionato, non è partito bene, però non vuol dire nulla, avrà abbondantemente, avrà sicuramente altre possibilità di farsi vedere, di dimostrare quello che vale, perché comunque è un giocatore di valore che deve crescere come tanti altri. Insomma, Luca l'anno scorso è entrato l'ultima partita di campionato, dopo mesi che mancava, ha fatto gol su munizione subito, quindi Luca, sappiamo che questo colpo ce l'ha nelle sue armi, ma quello che mi è piaciuto di Luca oggi è stato, al di là del gol, è stato lo spirito. Lo spirito, si è ammazzato di fatica dal primo minuto fino all'ultimo e ha dato una mano alla squadra, quindi sono molto contento. Lui per noi è importantissimo, perché è come se fosse un acquisto per noi, perché negli ultimi 2 anni ha giocato pochissimo. Diciamo che davanti come numero siamo forse sotto organico, però sono abituato da sempre a fare con quello che ho. Per me i miei giocatori sono i migliori del mondo, quindi sono molto contento dei ragazzi che ho e sono convinto che con loro potremo fare bene, sapendo bene chiaramente qual è il nostro obiettivo. E nel primo tempo siamo partiti un po' su entrambe le fasce non bene, poi piano piano non dobbiamo dimenticarci una cosa, però, che anche giocatori come Nader e come Fabio Porru, che ci sembrano dei veterani, sono ragazzi che non hanno ancora compiuto 19 anni, quindi la gestione dell'emozione, la gestione del carico emotivo è complicata, è complessa, quindi è vero che da loro ci aspettiamo tanto, perché sono ragazzi che sono qua da un po' di tempo, però insomma è normale che, tant'è che nel secondo tempo poi, soprattutto anche Nader, ma Fabio ha fatto una partita di livello altissimo nel secondo tempo, cioè è partito malissimo per finire quasi da migliore in campo.